Al di là della battuta, il vero problema insomma, è l'economia, e con questo ne parliamo con l'altro nostro ospite che ci ha raggiunto qui prontamente, Igor Visentin, presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Allora, questo insomma è un governo che dovrebbe essere il più amico possibile degli imprenditori. Addirittura c'era chi, quando Berlusconi è andato al governo, diceva adesso comandano i padroni, gli imprenditori, gli operai non comandano nulla. E qua mi sembra che protestano più gli industriali o i commercianti o le partite IVA che non le tute blu. Dunque, io credo che la situazione che si è venuta a creare attualmente sia una situazione che ha una genesi più antica e non strettamente legata all'ultimo periodo. Se delle doverose e legittime critiche dobbiamo muovere a questo governo è quello di aver perso la prima parte del mandato parlamentare e governativo nel affrontare tematiche quali quelle della giustizia, che forse erano meno urgenti rispetto a questa situazione, quindi trovarsi oggi ad affrontarle. Il problema è che l'Europa ce lo chiede e la necessità di una manovra mi sembra che sia ormai accolta un po' da tutto il Paese. Il problema è come. Quindi credo che una seconda critica legittima da muovere a questo governo è il fatto che la manovra dovrebbe essere pensata, ponderata e presentata in maniera unanime, non invece con delle modifiche ad horas strettamente legate alle reazioni emotive, ecco, perché questo sta creando secondo me ancora maggiore incertezza. E anche la stampa internazionale comincia appunto a interrogarsi come mai questa manovra cambia in continuazione. E chiaramente il rischio poi è quello insomma, che si perda ulteriore credibilità anche per quanto riguarda il Paese. Assolutamente, anche perché mi sembra che i mercati stanno attendendo in qualche modo l'esito di questa valutazione economica dell'Italia. Però oltre a questo c'è poi il problema dell'economia reale, che non è quella strettamente legata ai mercati. I mercati sono più impulsivi, più immediati, ma evidentemente l'economia reale ha bisogno di realtà che possano avere delle prospettive che sono quelle che in questo momento forse mancano. In una battuta soltanto, insomma, lei come esponente del PDL, si aspettava forse diciamo, una maggiore liberalizzazione, un maggiore spazio all'imprenditorialità, meno burocrazia dal fatto di avere appunto un governo a guida Berlusconi, oppure certe cose erano inevitabili? Dunque, io credo che se dicessi che mi aspettavo un qualcosa di diverso, se non lo dicessi evidentemente tradirei in primis me stesso, ma anche il pensiero comune. È ovvio che mi attendevo qualcosa di diverso, sarei pronto a fare come tutti gli italiani quei sacrifici necessari ad affrontare la situazione se su questo ci fosse maggiore chiarezza e anche maggiore sicurezza dei sacrifici da fare, nella convinzione che poi come sempre le tempeste passano e si possono superare. Al momento non trovo neanche una capacità di speranza, che forse ne avremo un profondo bisogno. Bene, io ringrazio Igor Visentin e adesso